E venne il giorno della fiaccolata. Nel pomeriggio la marcia silenziosa per esprimere indignazione, ma anche per provare a scuotere le istituzioni politiche competenti ad intervenire in fretta prima che sia troppo tardi per mettere in sicurezza la cattedrale di San Gerlando e il Colle, i cui movimenti franosi inesorabilmente proseguono la loro lenta ma progressiva avanzata verso valle. E questa mattina la via Duomo si è svegliata tappezzata da fotomontaggi presi di mira alcuni politici dell'Agrigentino trasformati in clown. Ieri Don Diego Acquisto, sacerdote canicattinese, aveva invitato i politici al silenzio in vista del corteo di oggi, segnato da una valanga di adesioni, presenti anche la Camera Civile di Agrigento. E intanto Palazzo dei Giganti è al lavoro per preparare una diffida nei confronti dell'assessorato regionale al territorio e ambiente, e l'anticamera, se continueranno a non arrivare risposte al ricorso al TAR e alla richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il sindaco Firetto ha dato mandato ai legali del comune di valutare eventuali omissioni di atti d'ufficio. Le responsabilità sono tutte in piedi, o entro i prossimi giorni il Dipartimento regionale dell'ambiente avvierà la procedura per la progettazione, o saremo costretti a fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale e ad invocare la designazione di un commissario. La misura è colma, osserva ancora Firetto, oltre 7 anni di inutili rimpalli e almeno 2 anni di inconcepibile ritardo nell'avvio della progettazione. Se si fosse agito in tempo, oggi non ci sarebbe il pericolo per l'incolumità delle persone e non ci sarebbe la conta degli ulteriori danni ad un bene di eccezionale valore, conclude il sindaco di Agrigento.